Marzo 1945. La tragedia di Pearl Harbor, che 4 anni prima aveva dato inizio alla guerra col Giappone, è ormai dimenticata. Gli americani, iniziata la riscossa nel 1943 con la riconquista di Guadalcanal, delle Aleutine, delle Gilbert e di Bougainville, erano passati di vittoria in vittoria alle isole Marshall, le Marianne, le Filippine e la Nuova Guinea. All'inizio del 1945 la resistenza giapponese nelle Filippine era agli estremi. Ormai la cintura difensiva del Giappone era ridotta a Formosa, Iwo Jima e Okinawa. La scarsezza di mezzi e di truppe assillava l'alto comando giapponese, deciso ancora a resistere a tutti i costi. Le nevi del Fujiyama rispecchiavano la morsa di gelo che serrava i cuori dei comandanti. Rompere l'assedio comporterà sacrifici molto più gravi di quelli sostenuti finora. Allude al destino delle 2 isole? Certo, lei è di Okinawa e si preoccupa della sorte della sua terra. Sarà una scelta dolorosa per tutti. Le nostre difese sono ad Oroku, Pachinato e Cadena, i punti più adatti ad uno sbarco americano. A Oroku c'è una divisione, a Pachinato poco più di 2, e Cadena è quasi del tutto scoperta. È evidente in questa condizione l'estrema necessità di ricevere immediati rinforzi. Mi rendo conto anche delle necessità di Formosa, ma chiedo di inviare a Okinawa almeno una divisione. Colonnello, la sua richiesta è stupefacente. Quelle truppe erano di Formosa e a Formosa torneranno. La perdita di Okinawa non salverebbe Formosa dalla stessa sorte. Questo non c'entra. Colonnello Kawanashi, le divisioni che potranno lasciare le Filippine saranno inviate per il momento tutte a Formosa. Qualora la situazione di quest'isola lo consentisse, truppe di rinforzo saranno inviate ad Okinawa, ma attualmente non sono in grado di assicurarglielo. Ma noi non siamo in grado di assicurarle la difesa di Okinawa, comandante. Se invece... Colonnello, non insista! Kawanashi, anche se non avremo rinforzi di terra, mi è stato promesso l'appoggio della flotta. Sì, però in quale misura? Comandante, lei mi garantisce che la flotta interverrà per impedire lo sbarco americano e non soltanto per un'azione dimostrativa? Gliene do la più formale assicurazione, colonnello. Grazie. Generale, era già deciso. Lo temevo. Per questo ho voluto evitare di scontrarmi con l'alto comando di Tokyo. Capisco. Ma la flotta verrà e non hanno escluso la possibilità di inviare rinforzi. Per quanto io non ci creda molto. Non allarmiamo la popolazione e neanche i soldati. Dovrei mentire? Non è questo. Il panico è dannoso. Alimentiamo le speranze. Caro Toshiro, ha già visto la signorina Mitsuko? Non la spaventi. La lasci organizzare in pace la sua festa. Kawanashi ha ragione, anche se il silenzio mi sembra un tradimento. Conserverò sempre questa immagine di Mitsuko, così bella, così pura.
Che incanto, la nostra isola è davvero magnifica. Potremmo costruirci qui la nostra casa. È presto parlarne adesso. Aspettiamo che la guerra sia finita. Quando finirà? E che resterà di quest'isola? Sento che qualcosa sta per succedere. Qualcosa di tremendo. Che ne sarà del nostro avvenire, del nostro amore? Da quando sei tornato da Tokyo eviti di parlare della guerra, io non te lo chiedo, ma capisco lo stesso. Le nostre strade si dividono. Se il destino vorrà, ci riuniremo. Ma io credo che da ora in poi sarà inutile pensare al futuro. Se la guerra ci renderà come strani e ci dividerà, io ti ritroverò dovunque. Ti sentirò dovunque con me. Anche nei momenti peggiori. Anche nell'aldilà. Sì, se dovessi morire. E non ho paura. Non l'avrò mai. Te lo giuro. Va pure con lui. Va, penso io ad assistere tua sorella. Venga, andiamo, signorina. Salviamo la scuola. Andiamo. Signorina. Resto anch'io con Yoko. Grazie, Fumiko. Yoko, Alzatevi! Disperdetevi! Via! Mitsuko, attenta! Kuniko, sei ferita! Rispondi! Kuniko, è morta! Andate a vedere se ci sono altri feriti! Signor Generale, è arrivato un messaggio dal Comando Supremo. Il contenuto è di una tale gravità che ho voluto metterla subito al corrente. Di che si tratta? Parli, l'ascoltiamo. Il comando ha confermato
che non esiste alcuna possibilità di inviarci rinforzi. Cosa? Me l'aspettavo. Signori, le speranze che avevamo di ricevere rinforzi sono cadute, ma il nostro solo dovere di soldati giapponesi è di continuare a batterci per la nostra patria e per il nostro imperatore. Signor generale, ho una proposta. L'ascolto. Ecco, in caso di sbarco un punto vitale per noi è l'aeroporto. Può affidarmene la difesa? Ma con che lo difenderà? Senza soldati? Sì. E credo di riuscirci. La mia idea è quella di chiamare ogni abitante valido a difendere la nostra isola. Buona idea se avesse le armi. I civili non sono che larve. Non sono larve, signor generale. Io sono nato qui e conosco i miei conterranei. Sono pronti a difendere la loro terra a costo della vita. È giusto. Proceda pure. Grazie. Sono Indafuku e questo è il mio plotone, agli ordini. Grazie. Mitsuko, vorrei poter nuotare e non stare a guardare le altre. Pazienza, aspetta che il tuo piede guarisca del tutto. Ma ora cammino bene, non lo vedi? Toshiro! Come va? Mitsuko, c'è Toshiro! Yoko, sei guarito. Stai quasi bene. Ciao! Mitsuko. Bentornato. Abbiamo lavorato anche noi a fare le trincee e continueremo. Bravi, ero sicuro di questo. Appartengono tutte alla sezione del Giglio Stellato, un'associazione di studenti. E con te faranno certo miracoli. Mitsuko, lo sai che Toshiro conta tanto su di te? Lo so. Ho chiesto al comando generale se volevano arruolarci tra le ausiliarie. Credi che diranno di sì? Certo, hanno già preso la decisione. Bene, così saremo tutti agli ordini del maggiore Toshiro. No, invece sarete soltanto agli ordini di Mitsuko. Yoko, lo sai che tutti gli esami saranno rimandati? Meno male, io non sapevo niente. E neanche io. Fate silenzio. Adesso noi siamo dei soldati. Basta, zitte! L'intensificarsi dei bombardamenti aerei sull'isola lasciava prevedere l'imminenza dello sbarco americano. I civili cominciarono ad evacuare in massa le regioni costiere, rifugiandosi nelle zone montuose dell'interno.
Un dispaccio. Il comando generale informa che la flotta si porterà quanto prima nelle acque di Okinawa. È da Tokyo? Dal comando? Signor sì. Hanno mantenuto la parola. Non ci credevo quasi più. Ci voleva per rialzarci un po' il morale. Ne sono felice. Ma d'altra parte vi metto in guardia dall'abbandonarvi a facili entusiasmi. Non credo che la flotta riuscirà a impedire lo sbarco. La situazione è sempre grave. Signor Maggiore, tutta la nostra flotta è pronta per venirci in aiuto. È sicuro? Sì, è ufficiale. Un messaggio radio dal quartier generale. Sì. Arriva la flotta. È così. Arriva la flotta. Ci voleva. Bandai! Lo sbarco avvenne prima che la flotta giapponese potesse intercettare la flotta americana. Gli americani non videro traccia del nemico per quasi 3 ore e poterono avanzare indisturbati verso la piazzaforte di Suri. Terza compagnia, pronti per l'attacco. Yamada, coprici sul fianco. Per Okinawa e per il Giappone. Bandai! A posto!
sono al riparo! Tiralo con forza! Sì! Non sapete fare niente. Un bell'aiuto ci hanno mandato con queste mocciose. E tu che hai da guardare? La smetta di gridare e ci faccia vedere lei come si fa. Aiuta le altre! Yosho, il dottore Della prima compagnia, ce ne sono questa volta? Sì, ce ne sono. E quanti sono? Da dove vengono? Fatemeli vedere. Forse c'è mio figlio. No, però. non ti devi muovere, sta fermo, sii ragionevole. Se ci sarà te lo dirò, tenetelo fermo. Adesso non si muoverà più. Infermiere, infermiere! Sto morendo di sete! Ho sete! Riempitela. Mitsuko! Che hai? Che cosa avete? Insomma, che c'è? È terribile. Tutto questo sangue. E con ciò? Ci fa orrore. Dovrete abituarvi in confronto alla loro sofferenza. Che cosa è la vostra? Caporal Maggiore Shuki, del primo battaglione, con 25 feriti. Bene, fateli scendere. Yosho! Oh, dove sei stato ferito? Yosho, è tua sorella. Yosho! Non mi riconosci? Mi fa male il braccio. Le perdite sono gravi? Sì, purtroppo. Noi li sistemeremo il meglio possibile. Grazie. Tenente, dobbiamo aiutarli a scendere. Sì, veniamo anche noi. Non restate lì impalate. Andate a prendere le barelle. Qui non c'è più posto, siamo stracarichi. Portateli fuori! Quel porco li farà crepare. Prenda, sergente! È mio fratello! Deve essere operato subito, altrimenti morirà! Qui non c'è più posto. La prego! Portate via quelle barelle, liberate il corridoio! Sergente, è ancora un ragazzo. Dovete salvarlo. Sta zitto, di che ti immischi? Non se la prenda con quel poveretto, ha ragione. Siete tutti senza Gli cuore. ordini qui li do io. Stupida. La prego. Faccia qualcosa, dottor Takagi. Morirò, maledetta guerra. Non fare così, non dire sciocchezze. Guarirai, vedrai, guarirai. Il Giappone ha bisogno di soldati vivi e non di eroi morti. E tu? Che fai in questo inferno? Voglio darti una cosa. Questo orologio, fallo avere a mia moglie. Abita a Suri. È tanto giovane. Non aveva che me al mondo. Chi la potrà aiutare? Non ti disperare. Il dottore ti guarirà, non morirai. Fatti coraggio. Le teste di sbarco sono 5. Finora siamo riusciti ad impedire che i gruppi si unissero, ma le difese non bastano. Bisogna aggredirli con azioni di commandos. È assurdo. Se non abbiamo truppe sufficienti per la difesa normale, come potremo indebolirle con queste azioni? Il danno che recheremo al nemico sarà maggiore. Aspettiamo la flotta. E intanto resistiamo.
Stato Maggiore ordina di ritirarsi. Cercate di raggiungere la collina 36. Agli ordini. Va pure. Cosa? Perché dobbiamo battere in ritirata? Comandante, dobbiamo obbedire. Ah, che bestialità. Non bisogna obbedire agli ordini idioti, vero? È una decisione che è stata studiata e quindi è giusta. Lo so, è duro. Ah. Yamada, segui la via del sud. Io andrò a est con i feriti. Li lascerò all'ospedale e vi raggiungerò. Ma che facciamo? Basta, Inafuku, muoviti! Gli americani ci prenderanno per in conigli. cammino, presto! La smettete di chiedere acqua? Lo sapete che è razionata, no? Sergente. Che c'è? È quasi finita. Come? Sì. Te la senti di andare a prenderla? Sì. E allora, va. Sergente, posso venire anch'io con lei? Vuole? Posso venire anch'io? Andate pure, ragazzi. Noara, mi raccomando. Certo. Grazie. Grazie, dottore. Andiamo. Seguitemi. Forza, correte! Avanti! Maggiore, sono americani. Non ce ne dovrebbero essere qui. Già. Andiamo, non fate rumore. È fantastico, sono donne. Sì, ausiliarie dell'ospedale. Salve! Salute, Maggiore. L'ospedale è vicino? Sì, da questa parte. Ah, c'è il nostro professore, Shinjo-san. È ferito, professore. Ho la pelle dura. Sono fiero di voi. Avete finalmente imparato ad obbedire agli ordini? Sì. Attente! A terra! Ma dove andavate? Di notte e sotto il fuoco? Siamo usciti a prendere acqua e l'ospedale manca quasi del tutto. Torna indietro! Ferma! È pericoloso! Kyoko! Torna indietro! Kyoko! Kyoko!
Yoko. È stata colpa mia. Non avrei dovuto permettere che andassero. L'acqua mancava e qualcuno doveva andare. Voi restate qui. Io raggiungo la posizione. Appena sarete in condizione di riprendere le armi, tornerete. Buona fortuna, maggiore. Tuma. Comandante. Vieni. Agli ordini. Toshiro! Non puoi aspettare Mitsuko. È andata a prendere altri feriti al crocevia. Non tarderà molto, sarà felice di vederti. Ne sarei felice anch'io, ma devo raggiungere i miei uomini sulle alture. Di a Mitsuko che è sempre nel mio cuore. E tu, Yoko, bada a tua sorella, capito? Sì. Andiamo, Tuma. Dammi quel manifestino. Lega, Mitsuko. Non può essere vero che abbiamo perduto la guerra. Io non ci credo. Sono tutte bugie. Che sono questi manifestini? E perché piangete? Leggetemi che c'è scritto. Ho il diritto di sapere. Sì, te lo leggo. No, non lo leggere. Sono tutte bugie. Tutte manovre degli americani. Noi non abbiamo niente contro il popolo giapponese. Siamo vostri amici e siamo pronti ad aiutarvi. Tornate a casa. La guerra è ormai perduta. Questa vostra canzone vi dirà che vogliamo essere amici. Deve essere Signor interrotta. colonnello, l'aeroporto è in linea. Una comunicazione urgente. Da Tokyo? Signor sì. Ricomando, dare... Un messaggio radio dal quartiere generale imperiale. Dia a me. Ecco. Grazie. Posso andare? Sì. La
nostra supercorazzata Yamato, un incrociatore e 8 cacciatorpediniere vanno incontro alla flotta americana. Cosa? Hanno mosso la Yamato. Incredibile. Ce lo avevano promesso e hanno voluto mantenere la loro parola. Ma ormai purtroppo anche l'arrivo della Yamato non potrà risolvere la situazione. L'ammiraglia è stata condannata a un inutile sacrificio. Non possiamo farci illusioni. Ma appoggeremo il suo intervento con ogni nostro aereo. Rischiandoli tutti? Il momento è questo. Ora o mai più. Ma senza aerei non potremo difendere l'isola. Non abbiamo scelta. Io penso a Okinawa. Signori, la responsabilità di decidere è del generale. La mia decisione è già presa. L'aviazione appoggerà la flotta, anche se dovrà sacrificarsi. Del resto sapete che noi siamo tutti votati al sacrificio. La Yamato era la più grande corazzata giapponese, orgoglio della marina imperiale. Lo scontro fu di una violenza inaudita. Agli americani dai piloti suicidi giapponesi, i kamikaze, che si gettavano in picchiata con il loro carico di esplosivo sulle navi nemiche. Nella battaglia di Okinawa se ne immolarono 1900. Il destino della nostra corazzata Yamato si è compiuto. La nave ammiraglia è affondata con 2500 uomini. Il nostro dovere è di impegnare il nemico fino all'ultimo per dare il tempo al Comando Supremo di organizzare la difesa delle isole centrali. Dobbiamo far pagare al nemico la sua vittoria. È l'unica ragione per cui possiamo batterci. Mitsuko. Sì, che c'è? Ordine del comando. 30 di voi devono andare a un camin per prelevare i feriti, immediatamente. Ma è al fronte. Sì. L'ordine è preciso. Bisogna andare subito. Chiederò delle volontarie. Porterò tutte quelle che vorranno. Vi auguro buona fortuna. Grazie, ne avremo bisogno. Mitsuko, io voglio venire. Vi guiderò io. Presto! Forse qualcuno è vivo. Guardate bene. Dipende da noi la loro salvezza. Coraggio. Dividiamoci in 2 gruppi, su! Voi cercate per di là, fino in fondo. Su, andate, andate. Voi venite di qua. Guardateli tutti. Su, fate presto. Non resisto a vedere tutto questo, è orribile. È spaventoso. Su, calmatevi. Fatevi forza.
pare che ci sia qualcuno vivo. Laggiù! Cercate qui e dall'altra parte. Carri armati. Nascondetevi, a terra. Presto, giù, dietro il cespuglio. Buttatevi a terra, state immobili, non ci vedrà. Non ti muovere! Andate nel fossato, là in fondo. Sì, andiamo. Venite avanti, tenetevi basse, avanti. Svelte, raggiungete il fossato. Correte, bisogna uscire di qui, presto! Yoshiko! Muovetevi, o ammazzeranno anche voi! Non restate qui! Correte via! Subito! Via! Il quartier generale, ma subito. Bene, Dammi il colonnello Harada. Sicuro, subito. Sono il maggiore Toshiro Izumi. Colonnello! Agli ordini. Colonnello, mi sente? Parli. Che c'è? Desidero avvertirla che nella situazione attuale una ritirata strategica non è possibile. A noi non rimane che resistere fino all'ultimo uomo. Faccia evacuare l'ospedale e poi si ritiri. Evacuare l'ospedale? Ma non siamo in grado di proteggerli. Farete ciò che potrete. Mi ascolti. Bisogna evitare che i feriti gravi siano catturati. Ha capito? Questo... Ha capito? Ho capito! Attenzione, ascoltatemi! Dovremo ripiegare! Appena sgombrato l'ospedale! Una compressa a quello. A quello di sopra pure. Tanto non ne avrebbero avuto per molto. A questo. No. Anche a questo.
essere triste per me. Un giorno ci rivedremo. Fatti coraggio. Ti auguro buona fortuna e di vivere in un mondo migliore di questo. Allora, siete pronte? Sì. Muovetevi. Partiamo. Venite, anche se resta. Che stai aspettando? Su, non perdere tempo. Avanti, avanti. Su, piccola. Non puoi restare qui. Vieni. Attenti! Buttatevi giù tutti! Giù! Ah, no, sono i nostri! Questo sì che è un bell'incontro. Guarda, maggiore Izumi! Mizuko, tua sorella è qui! Finalmente! Di qua! Povera piccola. Oh, Toshiro, eravamo tanto felici. Non torneranno più quei tempi. Dividetevi! Questo! Sbagliatevi! Disperdetevi! Dividetevi voi da più lontano possibile! Via! Presto, correte! Via, via, lontano! Presto! Via! Non andate tutti insieme! Sbagliatevi!
cercate di trovare il medico. Portatela con voi. Sì. Coraggio, stiamo noi con te. Mitsuko! Su, andiamo. Mitsuko, dove vai? Non lasciarci! Lascia il fucile. Non ci faresti niente. Sono stanca. Non ne posso più di scappare. Ora mi voglio battere. Ma che fa? È pazza! Dio! No! Ancora! No! Guardi se è ancora in vita. Sì. Suzuki! Suzuki, rispondimi! Prego! Ishigumo, presto! Arrivo! Non andare! Signori, vi ho pregato di venire qui per prendere congedo da voi. Per 82 giorni abbiamo difeso Okinawa palmo a palmo con immensi sacrifici. Questa battaglia è una pagina di gloria della nostra storia. E voi l'avete scritta.
Colonnello Arada. Sì, signore. Tenente Fubo. Agli ordini. Siete scelti per assolvere a un incarico rituale. Vogliate restare a disposizione del generale Mia? Sì, signore. Sì, signore. Colonnello Kawanashi, Maggiore Izumi, riunite gli uomini per l'ultima battaglia. Kawanashi, se io vado loro incontro con un attacco frontale, lei li può assalire di fianco. D'accordo. Ci intendiamo adesso. Peccato che non abbiamo più tempo. L'avremo nell'altra vita, forse. Eh? Già. Addio, amico. Avanti, su! Let's hope we'll be able to sleep tonight. Mi raccomando, niente rumore. Accidenti. Ormai ci hanno scoperti. Tanto vale attaccare. Siete tutti pronti? Sì. Andiamo. All'attacco! Avanti!
non si vede nessuno. Ti aiuto. Sì, tieni. Ci penso io. Chissà dove saranno. A terra. Prima di purificarmi nella morte, il mio ultimo pensiero è un pensiero d'amore per il nostro paese che soffre. Io sono pronto. Viva il Giappone! Tenente. Sì. Riposatevi ora. Qui è deserto. Un aereo! Giù! Attenzione, attenzione! È il comando americano che vi parla. Uomini e donne di Okinawa, deponete le armi. Arrendetevi. Vi siete battuti da eroi e sarete trattati con onore. Ma ormai ogni resistenza sarebbe inutile. Sulla vostra isola la guerra è finita. Hai sentito? Che bisogna fare? Mitsuko! Mitsuko, che sarà di noi? Dove andremo? Ora è finita. Doveva essere così. Non c'era speranza. Non voglio vivere così. Le guerre non finiranno mai. Si uccideranno ancora. Sempre. Mitsuko, dove ci manderanno? Ho paura. Qui non c'è più niente. Non ci sono che morti. Ha ragione. Non c'è più avvenire per noi. L'unica soluzione è morire qui. Non piangete ora. Guardami. Dobbiamo andarcene sorridendo. Mitsuko, io... Lo so, Yoko. Ma pensa che dopo saremo in pace. Ed insieme per sempre. No? Sì, ecco, io sorrido.
Siamo pronte.